A Caorle un convegno organizzato dal PD per affrontare i problemi e cercare di capire quali nuove prospettive ci potranno essere per il settore della pesca. Sì, è un'iniziativa molto importante perché per la prima volta mettiamo assieme parlamentari europei, viene l'onorevole Milana che è il vicepresidente della commissione regionale che segue il settore della pesca, l'onorevole Franco Frigo, parlamentare europeo veneto, e l'onorevole parlamentare italiana Moretto, che tra l'altro è veneta e della zona di Caole. Il gruppo regionale organizza questa iniziativa per parlare di pesca e verificare i riflessi del nuovo piano europeo della pesca, quali effetti avrà sulla realtà veneta, sapendo che noi abbiamo ancora in piedi il problema della pesca entro le 3 miglia, tutto il tema della ristrutturazione della flotta peschereccia, in modo particolare per quanto riguarda le piccole imbarcazioni, la politica legata alla fascia costiera e sostanzialmente anche quali iniziative mettere in campo sul distretto dell'Alto Adriatico. La pesca è un settore strategico per la nostra regione, sì, purtroppo la politica anche regionale ne parla poco. Con questa iniziativa vogliamo mettere al centro dell'azione del Partito Democratico regionale e soprattutto in vista del bilancio 2014, ecco, un'iniziativa per rafforzare il comparto e dare nuova prospettiva, nuova speranza a questo settore che occupa migliaia di persone.